Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici. Oggi vorrei iniziare a leggere con voi il libro Cuore di Edmondo De Amicis. È un libro che probabilmente molti di voi hanno letto da ragazzi e che forse risentono volentieri. È un libro scritto verso la fine dell'Ottocento, quindi lo stile forse è un po' superato, però il contenuto penso che possa essere ancora interessante. Praticamente è il diario di un anno di scuola di un ragazzo di Torino della terza elementare e racconta tutto quello che avviene in questo anno scolastico. Bene, iniziamo la lettura. Ottobre 17, lunedì, il primo giorno di scuola. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 3 mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le 2 botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni. E davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro della seconda, sempre allegro, con i suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, tutti con i ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra. Riempivano la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere, quel grande camerone al pian terreno, con le porte delle 7 classi, dove passai per 3 anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima mi salutò sulla porta della classe e mi disse: «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmeno più passare». E mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figliuoli e mi parve che egli avesse la barba un poco più bianca dell'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove s'erano già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che li tirassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi. Altri, al vedere andar via i parenti, si mettevano a piangere e questi dovevano tornare indietro a consolarli o ripigliarseli e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Del Cati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle 10 eravamo tutti in classe, 54. Appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga dritta sulla fronte. Ha la voce grossa e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro,
come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo tra me, ecco il primo giorno, ancora 9 mesi, quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovare mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano. Ella mi disse, coraggio Enrico, studieremo insieme, e tornai a casa contento. Ma non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi pare più bella come prima la scuola. 18 martedì, il nostro maestro. Anche il mio nuovo maestro mi piace dopo questa mattina. Durante l'entrata, mentre egli era già seduto al suo posto, s'affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo. S'affacciavano passando e lo salutavano. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno, signor Perboni. Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva buongiorno, stringeva le mani che gli porgevano, ma non guardava nessuno. Ad ogni saluto rimaneva serio, con la sua ruga diritta sulla fronte, voltato verso la finestra, e guardava il tetto della casa di faccia. E invece di rallegrarsi di quei saluti, pareva che ne soffrisse. Poi guardava noi, l'uno dopo l'altro, attento. Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi e, visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine, smise di dettare. Gli prese il viso tra le mani e lo guardò. Poi gli domandò che cosa aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentirsela calda. In quel mentre, un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta. Egli si voltò d'un tratto. Il ragazzo risedette d'un colpo e restò lì, col capo basso, ad aspettare il castigo. Il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse: non farlo più. Nient'altro. Tornò al tavolino e finì di dettare. Finito di dettare, ci guardò un momento in silenzio. Poi disse adagio, con la sua voce grossa ma buona: sentite, abbiamo un anno da passare insieme. Vediamo di passarlo bene. Studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso, ma è morta. Sono rimasto solo. Non ho più che voi al mondo. Non ho più altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figliuoli. Io vi voglio bene, bisogna che vogliate bene a me. Non voglio avere da punire nessuno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore. La nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazione. Non vi domando una promessa a parole, son certo che nel vostro cuore m'avete già detto di sì e vi ringrazio. In quel momento entrò il bidello a dare il finis. Uscimmo tutti dai banchi, zitti zitti. Il ragazzo, che si era rizzato sul banco, s'accostò al maestro e gli disse con voce tremante: signor maestro, mi perdoni. Il maestro lo baciò in fronte e gli disse: va, figliuolo mio. 21 venerdì. Una disgrazia. L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando alla scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito: una disgrazia, l'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a portare dentro nelle classi, e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore e s'udiva dire: povero ragazzo, povero Robetti.
Al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto di una guardia civica e la testa calva del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero: «È il medico». Mio padre domandò a un maestro: «Cos'è stato?» «Gli è passata la ruota sul piede», rispose. «Gli ha rotto il piede», disse un altro. Era un ragazzo della seconda che, venendo a scuola per via d'Ora Grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore, sfuggito a sua madre, cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso, era accorso arditamente, l'aveva afferrato e messo in salvo. Ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliuolo d'un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una pazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti, che avevano mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo, singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte e due si slanciarono nella stanza e si udì un grido: «Oh Giulio mio, bambino mio!» In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio che appoggiava il capo sulla sua spalla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti stettero zitti, si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestri, maestre, parenti, ragazzi mormorarono tutti insieme: «Bravo Robetti, bravo povero bambino!» e gli mandavano dei baci. Le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciarono le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse: «La mia cartella!» La madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse: te la porto io, caro Angelo». E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le mani. Uscirono, adagiarono il ragazzo nella carrozza, la carrozza partì. E allora rientrammo tutti nella scuola, in silenzio. 22 sabato. Il ragazzo calabrese. Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti, che dovrà camminare per un po' con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto. Un ragazzo dal viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e unite sulla fronte, tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo, che guardava noi con quegli occhioni neri, come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe: «Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano, nato a Reggio Calabria, a più di 500 miglia da qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto da lontano. Egli è nato in una terra gloriosa, che diede all'Italia degli uomini illustri, le dà dei forti lavoratori e dei bravi soldati. In una delle più belle terre abitate da un popolo pieno di ingegno, di coraggio. Vogliategli bene, in maniera che non s'accorga d'essere lontano dalla città dove è nato. Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci trova dei fratelli». Detto questo s'alzò e segnò sulla carta murale d'Italia il punto dove è Reggio Calabria. Poi chiamò forte: «Ernesto De Rossi, quello che ha sempre il primo premio». De Rossi s'alzò. «Vieni qua», disse il maestro. De Rossi uscì dal banco e s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia al calabrese. Come primo della scuola, gli disse il maestro:
dà l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno, l'abbraccio del figliuolo del Piemonte al figliuolo della Calabria. De Rossi abbracciò il calabrese, dicendo con la sua voce chiara: benvenuto, e questi baciò lui sulle 2 guance con impeto. Tutti batterono le mani. Silenzio, gridò il maestro, non si battono le mani a scuola. Ma si vedeva che era contento. Anche il calabrese era contento. Il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco. Poi disse ancora: ricordatevi bene di quello che vi dico. Perché questo fatto potesse accadere, che un ragazzo calabrese fosse come in casa sua a Torino e che un ragazzo di Torino fosse come a casa propria a Reggio Calabria, il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono. Voi dovete rispettarvi, amarvi tutti fra voi, ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore. Appena il calabrese fu seduto al posto, i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa e un altro ragazzo, dall'ultimo banco, gli mandò un francobollo della Svezia. Bene, per oggi penso che possa essere abbastanza. Il libro è lungo, guardate, abbiamo tutto questo anno scolastico da leggere insieme. Bene, vi saluto tutti, vi ringrazio per il vostro ascolto, vi abbraccio e vi auguro di passare una bellissima giornata.